Bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il professor Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, che dovrebbe già essere in collegamento. È con noi, professore? Sì, lo sono. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Ehm, Grazie. allora, io tenevo molto ad affrontare con lei, da un lato ovviamente il disordine globale che sembra moltiplicarsi quotidianamente, che però viene, come dire, ulteriormente moltiplicato, a mio giudizio, da un disordine del racconto, no? Da un disordine narrativo, mediatico, a volte anche interessato, comunque, insomma, semplicistico che sta andando in scena. Quindi affronteremo tutti gli scenari bellici, energetici, strategici. Non posso non partire però dalla cronaca e chiederle cosa rappresenta questo accordo di tregua e negoziato tra Israele e Hezbollah, quindi insomma pressoché un inedito annunciato a Washington, cosa rappresenta su quello scacchiere lì e anche che ripercussioni potenziali può avere fuori, ecco. Ma sicuramente in Medio Oriente c'è un tentativo di provare a gestire la situazione perché i focolai di conflitto sono troppi e purtroppo hanno anche delle evidenti interconnessioni. C'è un tentativo di stabilizzazione, speriamo che in qualche modo dia qualche frutto. Comunque la vera partita è quella che ha per protagonista l'Iran, non c'è ombra di dubbio, e il Libano è una variabile dipendente in tutto questo scenario. Adesso è da vedere in che modo il negoziato tra gli Stati Uniti e Teheran si svilupperà e se porterà da qualche parte, perché insomma è molto difficile per entrambi avere fiducia nella controparte. Gli Stati Uniti sospettano che l'Iran abbia delle ambizioni di potenza che si estendono anche ovviamente al programma nucleare e sono incompatibili con il modo in cui guardano agli equilibri mondiali. Dall'altra parte l'Iran intende andare avanti su un progetto che ha come traguardo la propria trasformazione in uno dei grandi protagonisti, se non della politica mondiale, sicuramente della politica nel macro continente eurasiatico. Questo è lo scenario e tra l'altro è qualcosa che oramai non dico abbia assunto caratteristiche strutturali, ma perlomeno di lungo periodo, è qualcosa con cui ci confrontiamo da lungo tempo, persino da prima dell'avvento della Repubblica Islamica, perché delle ambizioni in campo nucleare le aveva anche il regime dello Shah. Ovviamente c'è una differenza di fondo che è questa, mentre la famiglia Pahlavi era un elemento di ordine e comunque anche diciamo un pilastro del sistema di alleanze dell'Occidente in Eurasia, la Repubblica Islamica è una forza eversiva rispetto a questo e tale continua ad essere, persino diciamo con il trascorrere del tempo che qualche elemento di moderazione e realismo nella politica iraniana l'ha introdotto, ma evidentemente non a sufficienza. Certo, questa sua citazione, questo riepilogo della dinamica storica mi fa venire in mente una cosa che scriveva Kissinger nel suo ordine mondiale, gliela sottopongo, non so se è d'accordo, però a proposito della rivoluzione islamica, no, in Iran, della svolta del 79, Kissinger scriveva: in quel momento l'Iran da nazione diventa causa, no? Cioè diventa il centro di una causa, l'esportazione della rivoluzione islamista con tratti anche apocalittici, no? Ambizioni appunto fin globali. È questo che altera il meccanismo e che rende più difficile il negoziato, cioè tu non hai di fronte una nazione tradizionale, ma una causa anche scatologica, diciamo. Sicuramente non contribuisce a facilitare le cose. È difficile trovarsi in disaccordo con Kissinger se si studiano le relazioni internazionali Mm. oppure si ha a che fare con la grande strategia, no? La strategia globale. È stato un grande maestro e tale è, a dispetto diciamo, del carattere controverso di alcune cose che ha fatto
quando si è trovato impegnato in politica. Certo, c'è una causa, però non è soltanto un paese, è anche una causa. Comunque delle cose sono cambiate e non è che l'Iran attuale sia esattamente quello del 1979, soprattutto non è più la stessa società civile quella attuale. E ci sono delle spinte molto importanti, c'è una laicità di fatto di cui sono avanguardia sicuramente le donne, e questo lascia ben sperare che un giorno l'Iran possa cambiare, e nel momento in cui l'Iran cambiasse diventerebbero possibili molte cose, cioè l'Iran potrebbe tornare a essere quello che era prima del 79, cioè non un epicentro del disordine e dell'instabilità, ma al contrario un fattore che contribuisce a stabilizzare il pianeta. Temo che ci voglia ancora un po', malgrado queste operazioni che sono state condotte a partire diciamo dai primi mesi di quest'anno. Certo. A proposito di queste operazioni, perché anche questo è molto controverso, no, nel racconto che è sempre un po' inquinato dai pregiudizi di chi lo allestisce, che bilancio effettivo c'è da un punto di vista militare di queste operazioni? Cioè, come è messa oggi la Repubblica Islamica e che orizzonte di sopravvivenza ha, proprio da un punto di vista anche tecnico? Allora, il problema è questo: quando ci si rapporta a scontri di questa natura, no? La metrica quantitativa lascia il tempo che trova, altrimenti avrebbe avuto ragione il generale Westmoreland quando, commentando ad anni di distanza la sconfitta americana in Vietnam, si ostinava a dire militarmente in Vietnam abbiamo vinto. Questo non ha senso. La vittoria o la sconfitta non è mai militare, è sempre politica, e quindi a un certo punto è a questo che dobbiamo guardare. Un problema nel capire chi stia vincendo, perché gli eventi sono ancora in svolgimento, è che noi non sappiamo effettivamente quali siano gli obiettivi irrinunciabili delle parti. Li intuiamo, ma non ne abbiamo la certezza. E d'altra parte questo è logico, perché siccome qua la forza viene utilizzata anche nella prospettiva di una negoziazione futura, è molto diciamo verosimile che le parti facciano di tutto per nascondere il punto di caduta accettabile, probabilmente nella speranza di prendere qualcosina di più. Ecco, vediamo come va, ma dal mio punto di vista la cosa più probabile è che il regime iraniano, sono due cose differenti. Certo. Il regime iraniano va cercando è una forma ulteriore di riconoscimento, e il nucleare, o meglio la libertà di sviluppare dei progetti di ricerca nucleare, di tutto questo è parte. Perché nel momento in cui gli iraniani si vedessero riconoscere questo diritto, in qualche modo verrebbe presupposta la loro normalizzazione, cioè che loro sono un paese come altri, il che naturalmente è vero fino a un certo punto, perché all'interno dell'Iran, per quanto l'Iran attuale non sia più quello del 1979 e un cammino l'abbia comunque fatto, certamente non offre quelle garanzie che si pretendono a livello internazionale in questi casi. Poi c'è anche da dire che in gioco c'è tutto il regime di controllo della proliferazione nucleare, cioè fermare qualcuno significa dare un messaggio ai tanti altri che ambiscono a fare questo passo. Questo credo che sia un elemento fondamentale. La fiducia reciproca però, dicevo, è molto bassa. C'è da dire che neanche gli iraniani si fidano degli americani, perché il semplice fatto che l'America a un certo punto si sia ritirata dagli accordi che erano stati precedentemente stipulati implica che gli impegni dell'America sono sempre revocabili. Questo ovviamente non contribuisce alla situazione.
Certo, ma a proposito del nucleare, mi viene allora da chiederle se non siamo in presenza di un domino incartato all'origine, nel senso che, se ho ben capito, Trump, secondo me con ottime ragioni, ma questo è irrilevante, fa della, diciamo, impossibilità che una teocrazia totalitaria, anche allevatrice di terrorismo, si entri in possesso della capacità nucleare, come dire, la premessa, no, di un accordo. Se invece, per la controparte rimane l'obiettivo di fondo, come se ne esce da questa almeno apparente E, appunto, infatti è questa la grande difficoltà del negoziato che lei ha individuato perfettamente, quello è il punto. Sono le pregiudiziali, no? Però è normale che in un negoziato si parta da enunciazioni massimaliste e ci sia in realtà alle spalle di tutto questo qualche cosa che viene ritenuto accettabile. Qual è il grande problema che sussiste con l'Iran e i suoi programmi in campo nucleare? Loro dicono: abbiamo diritto a sviluppare un programma teso allo sfruttamento civile dell'energia nucleare, ma i livelli di arricchimento che hanno ottenuto sono largamente eccedenti rispetto a quelli richiesti per la produzione di combustibile nucleare. Quindi questa cosa qua logicamente alimenta sospetti. La seconda cosa fondamentale è che in realtà, una volta che si abbia la possibilità di arricchire l'uranio, è solo una decisione politica affermare il livello e quindi occorre avere una fiducia, e una fiducia basata sul comportamento internazionale che ha lo Stato che si mette su questa strada. È evidente, lo dico per assurdo, che qualora l'Italia o la Repubblica Federale Tedesca avessero a un certo punto la necessità di procedere a un programma nucleare, la loro posizione non sarebbe assolutamente paragonabile a quella di uno Stato che è stato, è un gioco di parole naturalmente, un protagonista della sovversione del sistema internazionale per molto a lungo. Cioè c'è un giudizio sempre anche che riguarda, diciamo, anche il comportamento internazionale che ha osservato uno Stato, il suo record storico, se vogliamo, no? Sì, Questo chiaro. rappresenta un problema nel caso dell'Iran, chiaramente. Certo, ma è uno stato di quel tipo, diciamo quantomeno, confuso con una causa nel senso di Kissinger, sarebbe poi, diciamo, afferrabile integralmente dal meccanismo della deterrenza, o questa vocazione apocalittica, come dire, no, lo fa essere meno, aderente al tradizionale meccanismo della deterrenza? Beh, a considerare il modo in cui l'elite ha cercato di proteggersi in questa fase, direi che la vocazione al martirio non è che l'abbiano proprio tutti là dentro. Quindi si deve anche immaginare che il gruppo dirigente al potere a Teheran in realtà sia animato da un realismo superiore a quello che uno si aspetterebbe leggendo la loro narrazione, tenendo conto di quello che dicono, quello che dichiarano, ciò che sembrano disponibili a fare, disposti a fare. Quindi direi che una componente di realismo sicuramente al loro interno c'è. E poi è da vedere che cosa sta effettivamente succedendo all'interno del paese, perché l'Iran è interessato spesso da proteste, anzi da cicli veri e propri di proteste, che si ripetono con una frequenza sempre più accelerata e coinvolgendo fasce sempre più ampie e larghe della popolazione. La domanda è: quanto potrà tenere ancora questo sistema? Perché non è che ogni ciclo di proteste e repressione violenta segua poi una fase di stabilità prolungata. A me pare che i tempi di incubazione delle successive ondate siano sempre più brevi e che comunque lo scontro stia diventando sempre più duro. In più abbiamo avuto segnali direi molto importanti
a gennaio. Per la prima volta abbiamo visto la gente dare l'assalto alle moschee, incendiare i minareti, bruciare copie del Corano, il che significa che c'è una rivendicazione, se vogliamo, quasi giacobina, no? Di laicità che è estremamente estesa e che tra l'altro spiega anche l'estrema violenza della risposta del regime. Se questi sono religiosi e dicono di esserlo, fanno di tutto per dimostrare di esserlo, certamente il carattere, mi si passi il termine, blasfemo di certe manifestazioni di protesta che abbiamo visto ha contribuito sicuramente a incattivire la situazione. Il che tra l'altro spiega perché, al contrario di quello che da qualche parte si legge, delle chance interessanti le abbia il principe Pahlavi, perché niente e nessuno più di quella famiglia in Iran si identifica con l'eredità kemalista, cioè con la laicità. Ed è una cosa sulla quale incide sicuramente anche un ricordo molto idealizzato di quello che fu l'Iran prima del 79, soprattutto per le donne. Ma se le donne iraniane pensano a quello che era il loro paese prima del 79, pensano soprattutto a un'epoca in cui era possibile uscire senza il velo e addirittura indossando le minigonne, esattamente come accadeva a Kabul, no? Certo. E questo rappresenta qualche cosa che in Iran una parte della popolazione avverte sicuramente. Quindi io non so quanto potranno tenere. Certo, c'è una grandissima disponibilità a sparare sulla gente e questo purtroppo rende difficile una rivoluzione colorata in Iran. Io temo che se la gente non avrà la possibilità di impossessarsi di armi, o almeno una parte degli apparati di sicurezza defeziona, avremo altri cicli di violenza prima che qualche cosa cambi. Speriamo comunque che il cambiamento si produca il prima possibile. Indubbiamente. Facciamo una pausa solo di 30 secondi per un mini spot, rientriamo subito. Va bene. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Bentornati a Parlando Liberamente, stiamo analizzando col professor Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, lo scenario globale, a partire ovviamente dallo scenario iraniano e medio orientale. Ora volevo appunto provare a allargare lo zoom e farle la domanda delle domande, no? Nel senso che uno dei luoghi comuni più ripetuti dal mainstream è che Trump è sostanzialmente un pazzo fuori controllo che non ha alcuna strategia. Ora, visto che secondo me invece Trump ha una strategia e proprio chi lo vuole criticare dovrebbe conoscerla, tra l'altro, le volevo chiedere, a suo giudizio esiste una strategia di Trump e qual è, diciamo, in Medio Oriente e anche a livello globale? Ecco. Allora, c'è da dire qualche cosa che secondo me dovrebbe essere in questa fase il punto di partenza. Allora, non c'è dubbio che in questo secondo mandato Trump stia assumendo delle decisioni e osservando dei comportamenti molto differenti rispetto a quelli che abbiamo conosciuto nel corso dei suoi primi 4 anni alla Casa Bianca. E c'è un distanziamento anche da molti dei temi che lui ha cavalcato durante il periodo in cui è stato fuori dalla presidenza e quindi anche in campagna elettorale. Allora, da dove viene questo cambiamento? Qual è la causa del cambiamento? Io ho la netta sensazione che Trump sia cambiato non poco in seguito all'esperienza estrema che ha fatto sfuggendo al tentativo di assassinio che è stato perfezionato nei suoi confronti a Butler in Pennsylvania. Ci sono anche delle evidenze in questo senso, perché in qualche passaggio più o meno recente
Trump ha fatto capire di essersi interrogato sul perché lui sia rimasto in vita e sia sfuggito alla morte. E una delle possibilità è che lui creda di essere stato salvato dalla sorte o da chiunque altro, l'Altissimo, quello che volete, per condurre una missione. Lui si sente probabilmente in questo momento investito di una missione, ed è la cosa che a mio avviso spiega la sua maggior sensibilità nei confronti di temi rispetto ai quali prima era completamente indifferente. Cioè lui sta muovendo da una piattaforma che era in modo intransigente di tipo realista, no? Un realismo integrale, diciamo, il primo mandato, verso qualche cosa di diverso, che ha molte venature neoconservatrici. Io non credo che questo dipenda dall'influenza di Rubio, io penso piuttosto che questo dipenda dall'esperienza psicologica che lui ha attraversato e che sta maturando dopo essere scampato al tentativo di assassinio fatto a Butler. E da tutto questo derivano molte conseguenze, no? È chiaro che nel momento in cui tu abbandoni una piattaforma di tipo realista basata sul mantenimento dell'ordine e della stabilità e cerchi di migliorare il mondo, assumi necessariamente alle volte delle decisioni che creano instabilità invece di produrre una organizzazione, un momento di ordine. Io credo che Trump in questa fase sia questo. Non so quanto durerà questo suo momento, ma il mio convincimento è che lui sia in questa fase sinceramente convinto di dover fare qualche cosa di positivo, almeno qualche cosa che lui giudichi positivo in termini generali, non soltanto per l'America, ma anche per l'Occidente e probabilmente in senso più grande per il mondo, perché è sopravvissuto proprio in funzione di questo disegno. Quindi a mio avviso non c'è soltanto un disegno razionale in tutto questo, c'è anche una componente emotiva non trascurabile, e d'altra parte che i politici abbiano emozioni, secondo me, è un fatto del tutto normale, anche se a livello di analisi spesso si tende a trascurare questo fattore, no? Perché è quello più difficile da valutare. Come si fa a valutare le emozioni di una persona, le sue condizioni psicologiche del momento, gli input ai quali sta reagendo, cosa senta? E di tutto questo abbiamo avuto l'evidenza quando in questa recente e purtroppo deplorevole polemica che c'è stata tra il Presidente e il Papa, no? Certo. A un certo punto Trump ha detto: ma lo sa quanta gente è stata uccisa per le strade dell'Iran, i 42.000 manifestanti massacrati, eccetera. Allora, Trump una cosa del genere nel suo primo mandato probabilmente non l'avrebbe mai detta, mentre in questo momento è qualche cosa che lui sente. Beh, C'è poco da fare, e questo a mio avviso spiega il tipo di condotta che ha assunto. Ovviamente questo, per chi l'ha conosciuto in precedenza, implica intanto una sorpresa, perché è innegabile, certo, no? Una persona che Giorgia Meloni l'ha detto: non siamo noi a essere cambiati, è Trump che è cambiato, ha ragione. Allora c'è prima una fase di sorpresa in cui la gente dice: ma che cosa sta succedendo? Dopodiché c'è una fase di adattamento, e vedremo come e in che modo sarà possibile adattarsi a questo nuovo tipo di politica che gli Stati Uniti stanno intraprendendo sotto la guida di un Trump che è molto più sensibile a certi temi di quanto lo fosse in precedenza. Beh, questa chiave di lettura è interessantissima, cioè Trump si è spostato emotivamente un po' più verso la visione reaganiana di America come città sulla collina, no? E si è un po' discostato dal realismo nixoniano, questo ci sta dicendo adesso per scomodare due... La sensazione è questa,
ed è su queste basi, tra l'altro, che alcuni elementi molto intransigenti del suo movimento MAGA stanno prendendo le distanze, perché appunto notano il cambiamento in atto. Ma d'altra parte la leadership è questo, no? Un vero leader non è mai prigioniero della visione che lo ha portato alla posizione che occupa, ma è un uomo in grado di cambiare la propria posizione, il proprio atteggiamento e chiedere il consenso sulla nuova piattaforma che adotta. Vediamo cosa farà e se ci riuscirà. Assolutamente. Lei citava giustamente il contrasto che, no, è sembrato riecheggiare il contrasto tra potere temporale dell'impero, no, e potere spirituale del papato di questi giorni, e dove abbiamo assistito a quantomeno dei toni di Trump sicuramente, diciamo, fuori luogo. Però lei ha anche postato sui suoi social una interessante analisi invece che guarda l'altro protagonista, no, cioè il Papa e il papato. E lei ha scritto: non è vero che il Papa sia contrario sempre a prescindere all'uso della forza. Quando per esempio lei cita, si trattava dell'ex Jugoslavia, Giovanni Paolo II invocò il diritto dovere di ingerenza umanitaria. Ci può spiegare qual è questa, come dire, eccezione contemplabile da un punto di vista del papato all'uso della forza? Allora, ci sono evidentemente due componenti che si combinano. Ce n'è una dottrinale che posso soltanto tratteggiare, ma esiste una dottrina cattolica della guerra giusta, certo, che contempla anche la possibilità di ricorrere alla forza per difendersi rispetto a un'ingiustizia quando ricorrano tutta una serie di requisiti. Una delle cose più paradossali per chi non conosce la teoria cattolica della guerra giusta è che una guerra non è giusta se non esiste probabilità di vittoria, tra le altre cose. Quindi c'è anche una componente di realismo all'interno di questa dottrina cattolica della guerra giusta. E poi c'è un elemento pragmatico, cioè sull'atteggiamento che viene assunto di volta in volta nei confronti dei conflitti, e pesano anche delle percezioni geopolitiche, perché la Chiesa ha al proprio interno delle visioni che non hanno soltanto una connotazione prettamente spirituale o teologica, ma anche delle radici geopolitiche, per cui a un certo punto, ad esempio, Wojtyła fu uno strenuo oppositore degli interventi americani in Medio Oriente, perché temeva che avrebbero radicalizzato l'opinione pubblica nei paesi musulmani, mettendo a rischio la coesistenza con le minoranze cristiane. Non si può dire che Wojtyła avesse in questo del tutto torto, al contrario. E invece quando si trattò dei conflitti nella ex Jugoslavia, in cui c'era una componente di aggressività fondata sulla diversità religiosa, in particolare tra serbi e croati, il diritto dovere di ingerenza umanitaria venne proclamato per difendere soprattutto i croati cattolici. D'altra parte, se uno siamo alla vigilia della stagione estiva, si fa una passeggiata in Croazia, troverà piazze e monumenti dedicati a Giovanni Paolo II, che stanno lì da ben prima che venisse proclamato santo. E perché? Perché la Chiesa Cattolica e il Papato ebbero un ruolo fondamentale, no? nel sostenere la frammentazione della Jugoslavia e la rivendicazione dell'indipendenza soprattutto di Slovenia e Croazia, ma in parte anche in Bosnia. Quindi bisogna essere attenti, non è affatto vero che la Chiesa sia sempre e comunque pregiudizialmente contraria all'uso della forza, dipende dalle circostanze e debbono ricorrere alcuni requisiti, cioè la guerra deve essere non la prima opzione, ma l'opzione di ultima istanza, una volta che siano stati esperiti tutti gli altri rimedi possibili, siano state esplorate tutte le soluzioni diplomatiche, eccetera, eccetera, e soprattutto ci sia la necessità di difendere il debole. Sant'Agostino aveva ricondotto la guerra giusta all'idea della carità, un'opera di carità, difendere il debole. Certo. Quindi queste cose quindi andrebbero contestualizzate. Allora, cos'è che sostanzialmente Papa Prevost rimprovera a Trump?
A Trump rimprovera la stessa cosa che ai suoi tempi Wojtyła rimproverò a Bush il giovane, quello della guerra all'Iraq, cioè di aver scelto la guerra come prima possibile soluzione, senza aver esplorato le altre o senza averle convintamente esplorate, il che è la stessa cosa dal punto di vista della dottrina. Questo è. Certo. E chiaramente è auspicabile che in qualche modo questa lacerazione venga mitigata, se non del tutto superata, non solo perché fondamentalmente in questo mondo il papato e gli Stati Uniti dovrebbero il più possibile trovarsi dalla stessa parte, ma poi perché ne soffriamo noi, che finiamo nel mezzo, e infatti come Italia abbiamo delle grandi difficoltà. Ovviamente non possiamo non difendere il Papa, ma nel momento stesso in cui difendiamo il Papa e quindi anche noi stessi, in realtà in qualche modo ci esponiamo al rischio di alienarci simpatie importanti negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti per noi sono un paese fondamentale, molto più che per le basi, per il fatto che è in America che si determina il merito di credito al quale poi vengono scambiati i titoli del nostro debito sovrano. Cioè a un certo punto se si decide che l'Italia non è più un paese affidabile per gli investitori e i risparmiatori, noi siamo costretti a alzare i tassi di interesse e soffriamo dei grandissimi danni dal punto di vista del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, eccetera. È una storia che noi abbiamo visto con Berlusconi, no? nel 2011 con lo spread a oltre 500 punti e quant'altro. Quindi insomma, adesso diamo un'occhiata. Io non penso che ci saranno in questa fase grandi scossoni, però è un elemento che dobbiamo sempre tenere presente. Cioè, nel momento in cui ci si distanzia dagli Stati Uniti credendo di distanziarci soltanto dal presidente, qualche rischio si corre, insomma, Speriamo minimo, comunque non è qualche cosa che possiamo levare del tutto dal tavolo. Tutto questo perché venga superato esige e richiede che tra Washington e la città leonina, come vogliamo chiamarla, la Santa Sede torni, se non proprio il bel tempo, comunque insomma le nuvole della tempesta vengano allontanate. Ecco, speriamo che questo succeda presto. Indubbiamente. Diciamo che, se ben capisco, lei è ragionevolmente preoccupato per i rapporti in prospettiva tra Italia e Stati Uniti, ma non siamo all'allarme rosso, diciamo, ecco. Non è che sono preoccupato dei rapporti che abbiamo con gli Stati Uniti. Io sono piuttosto preoccupato del fatto che qualcuno in America non riesca a distinguere la posizione che l'Italia assume nei confronti del Presidente degli Stati Uniti piuttosto che degli Stati Uniti, e soprattutto considerare il fatto che non è che è l'Italia che stia provocando, piuttosto l'Italia si trova nella posizione scomoda di essere un paese cattolico che tra l'altro sul proprio territorio ospita il Papa e non può non difenderlo. Assolutamente. Mi pare abbastanza evidente, e su questo occorre riconoscerlo, c'è una solidarietà trasversale nel mondo politico italiano. Lo abbiamo visto con la Schlein, che ha offerto solidarietà alla Meloni in questa circostanza. Ovviamente tutto questo riflette degli interessi politici, non sono cose che si fanno gratuitamente, però è anche la spia di un comune sentire. Cioè, se una delle leader dell'opposizione assume una posizione del genere, vuol dire che percepisce una reazione diffusa anche nell'opinione pubblica, cioè compattarsi per difendere il nostro paese che in questa circostanza ha assunto una posizione moralmente molto, molto elevata, ma che comporta qualche rischio politico di sicuro.
Indubbiamente. Diciamo che potrebbe essere una paradossale lezione di trumpismo a Trump, no? Cioè una difesa dell'identità culturale Certo, di un paese. lo è senza dubbio. Lo è senza dubbio, ma è anche una spia ulteriore del fatto che io vado sostenendo da molti anni, che all'epoca in cui negli anni 90 si confrontarono duramente Fukuyama e Huntington, quello che aveva visto bene era Huntington e non Fukuyama. Questo direi Perché che è agli atti, ormai agli atti direi. sì, l'elemento identitario è diventato importantissimo nella politica interna e internazionale degli stati. E poi lo stesso Huntington mica sosteneva che dovessimo combattere delle guerre di religione, tutt'altro, lui temeva questo tipo di sviluppo, però denunciava il rischio e stava osservando delle derive che secondo lui avrebbero potuto comportare grandi problemi, anche perché quando si combatte in difesa di interessi negoziabili, tu puoi sempre sederti a un tavolo e trattare, ti do questo in cambio di quello. Ma quando il conflitto diventa identitario, tu tendi a negare legittimità al tuo interlocutore, non puoi trattarci. Puoi solo combatterlo e a un certo punto costringerlo alla resa o subire la prevaricazione da parte del nemico. Questo è. Purtroppo bisogna dire che sotto certi punti di vista Huntington aveva intuito in anticipo lo spirito dei tempi. Lui tra l'altro riuscì persino a rappresentare un'ipotesi di spaccatura territoriale dell'Ucraina che è assai vicina a quella che poi si è verificata sul terreno e che testimoniamo oggi, no? Quando guardiamo la mappa del fronte su cui si combatte, sembra esattamente quella lì, quella delineata da Huntington negli anni 90. Vediamo come evolve la situazione, ma speriamo che la ragion politica, no? Quella che un tempo si chiamava la ragion di Stato, quindi il realismo, tornino a galla, perché sono una speranza di moderazione della violenza e della tendenza dei conflitti a spiralizzarsi e aggravarsi sempre di più. Indubbiamente, io la ringrazio molto di essere stato con noi, professore. La ridisturberemo per commentare ovviamente le evoluzioni. Ma certo, buon weekend a tutti. Buona giornata, grazie.